Eder. Mech. Pallister. Francesca Deidda è stata uccisa il 10 maggio. Negli SMS del compagno il movente dell'omicidio, Igor già a gennaio chiedeva a un parente se potesse acquistargli del cianuro. Francesca Deidda, la 42enne di San Sperate, è stata uccisa il 10 maggio con diverse martellate alla testa e trovata dopo mesi chiusa in un borsone nei boschi tra Sinai e San Vito, lungo l'ex Orientale Sarda. È il 3 gennaio 2024. E l'autotrasportatore reo confesso dell'omicidio dice in un audio alla giovane amante: "Lei ha capito che io c'ho un'altra fissa e nonostante tutto mica mi molla. Sai che tuo marito ha un'altra, è palese. Ha cambiato le sue abitudini dall'oggi al domani eppure vedi che lei non fa il primo passo. Quindi per quello che ho capito mi devo muovere io in un certo modo". Il 30 gennaio Sollai contatta un parente per chiedere se può acquistargli del cianuro, mentre il 2 maggio chattando con l'amante dice che potrebbe chiudere entro il mese. Forse si riferiva alla separazione, ipotizzano gli inquirenti. 2 giorni prima del delitto rassicura l'amante: "Possiamo organizzare un weekend assieme", e, sempre l'8 maggio, cerca su Google come fare sparire un corpo e il metodo più veloce per fare sparire un corpo. E ancora, altre ricerche su come farla franca dopo il delitto e come sostituirsi alla moglie per farla dimettere online dal lavoro. Francesca è stata uccisa alle 21 del 10 maggio, alle 22,32 Sollai sarebbe uscito con il suo corpo nel borsone. Alle 23,45 una telefonata di 4 minuti con l'amante. Prima le avrebbe scritto: "L'ho lasciata", ma in realtà l'aveva uccisa. Il caso di Liliana Resinovic, ancora avvolto in un'aura di mistero e suspense legale, ha recentemente conosciuto uno sviluppo significativo grazie all'approfondita perizia medico-legale di 240 pagine redatta da esperti in anatomia patologica. Questi professionisti, tra cui l'anatomopatologa Cristina Cattaneo e i colleghi Vanin, Tambuzzi e Leone, hanno esaminato a fondo la scena del crimine, i documenti cronologici e i risultati delle trascrizioni cliniche per far luce sulla morte di Liliana, i dettagli emergenti, indagando con rigore medico-legale sui punti di interesse chiave, svelano una verità inquietante che esclude categoricamente l'incidente o il suicidio come cause della morte. 1. Lesioni multiple sul corpo. La perizia ha riportato una serie di lesioni concentrate su più aree del viso e della mano destra, catalogate come 4 poli d'urto diversi. Questo dato è cruciale nell'indagine poiché suggerisce una violenza direzionata da parte di un assalitore piuttosto che il risultato di una semplice caduta accidentale. Le ferite al volto erano non solo frontali, ma anche laterali, mentre la mano destra presentava traumi significativi. Tali lesioni distribuite tra il volto e le mani, meno probabili in un incidente dovuto a una caduta naturale, indicano chiaramente che la vittima fu probabilmente oggetto di un'aggressione, forse strenuamente combattuta. 2. Dinamica dell'omicidio tramite chokehold. La relazione medico-legale suggerisce che Liliana sia stata uccisa da uno strangolamento tipico della mossa conosciuta nel judo come chokehold o shimewaza. Questo movimento prevede una pressione micidiale esercitata mediante l'incavo dell'avambraccio dell'aggressore attorno al collo della vittima. Un'analisi dettagliata dei segni del corpo ha permesso di ricostruire questa dinamica specifica, evidenziando come la manovra, se eseguita con forza, può causare morte immediata a causa della compressione sui vasi sanguigni del collo e, potenzialmente, sulla trachea. La sua esecuzione richiede abilità, suggerendo che l'autore potrebbe essere esperto in tecniche di lotta fisica. 3. Lesioni vertebrali specifiche. Un altro elemento fondamentale della perizia è la frattura perimortale rilevata alla vertebra toracica T2, che fornisce prova di un trauma fisico intenso avvenuto poco prima o dopo la morte. Questa frattura dimostra come la forza applicata al segmento cervico-toracico durante l'aggressione abbia provocato un danno osseo serio. L'esistenza di una lesione perimortale suggerisce sia un collasso strutturale delle ossa poco prima della morte di Liliana sia il conferimento di uno stress significativo al suo sistema muscolo-scheletrico durante l'attacco. 4. Combattimento e tentativo di fuga.
Il rapporto chiarisce che la soffocazione esterna è stato probabilmente parte di un processo più ampio di immobilizzazione, in cui la persona colpita tentava disperatamente di liberarsi dall'attacco. La combinazione di forza applicata al volto e ai distretti superiori è indicativa di una colluttazione significativa, durante cui Liliana potrebbe aver mostrato resistenza per eludere la presa dell'assalitore. Tale contesto suggerisce che l'attacco fosse non solo metodico ma anche aggressivo, con l'obiettivo di privare la vittima della sua libertà di movimento. Queste analisi dettagliate delineano un quadro scioccante e inquietante dei momenti finali della vita di Liliana Resinovic. Ora resta da scoprire e dimostrare in tribunale chi effettivamente abbia messo in atto questo atto omicida, concentrando l'esame forense sulla ricerca di ulteriori prove che possano identificare definitivamente il colpevole di questa tragica morte. L'omicidio di Franco Bernardo Bergamin, un anziano di 80 anni, avvenuto nella sua abitazione di Limena, ha scosso profondamente l'opinione pubblica, facendo emergere particolari agghiaccianti su una dinamica che trova uno dei suoi possibili moventi nel pagamento di diverse bollette. Alessio Battaglia, uomo di 40 anni, attualmente dietro le sbarre per omicidio volontario, potrebbe aver visto nella richiesta di Bergamin di contribuire alle spese un fattore scatenante della sua furia omicida. Questa intuizione sempre più concreta guida le indagini della polizia, che stanno cercando di delineare un quadro chiaro delle motivazioni che hanno portato a un epilogo così tragico nella notte del 22 febbraio scorso. Qualche mese prima dell'evento fatale, Bergamin aveva aperto le porte della sua casa a Battaglia e alla sua compagna, originari del Friuli Venezia Giulia. Inizialmente, secondo le verifiche degli investigatori, pare che Battaglia non abbia mai versato un contributo economico né per l'affitto né per le spese di casa, interamente sostenute dall'anziano. Ma a partire dalla metà di febbraio, la situazione economica all'interno della casa ha iniziato a generare attriti. L'ottantenne Bergamin, stanco da quanto risulta delle continue spese aumentate con il passaggio da 1 a 3 residenti nell'appartamento, ha iniziato a richiedere a Battaglia almeno il pagamento delle bollette, che erano cresciute considerevolmente. Questo argomento è diventato un terreno di scontro tra i due per diversi giorni prima dell'omicidio. I vicini hanno testimoniato di aver sentito litigi sempre più animati e, in aggiunta, avevano notato Bergamin con lividi sospetti sulla testa, suggerendo con il senno di poi che le tensioni fossero sfociate anche in episodi di violenza fisica. Mentre gli inquirenti hanno ascoltato la versione dei fatti di Battaglia e sequestrato i cellulari di entrambe le parti coinvolte. L'obiettivo è di cercare prove che suffraghino questa ipotesi del movente economico oppure che possano dare luce ad altri scenari possibili. La notte del 22 febbraio, come confermato dallo stesso Battaglia in una confessione resa ai carabinieri e al pubblico ministero Marco Brusegan, l'uomo avrebbe tolto la vita a Bergamin nel corso di una colluttazione esplosa durante l'ennesimo alterco sulle finanze di casa. Dall'autopsia condotta dal medico legale Antonello Cirnelli è emerso che Battaglia avrebbe spezzato l'osso del collo di Bergamin, ruotandogli brutalmente la testa in una mossa che portò a una morte istantanea, bloccando il flusso del midollo spinale. In quegli istanti drammatici era presente nell'appartamento anche la compagna di Battaglia, però gli investigatori, che hanno ritenuto le sue dichiarazioni coerenti e veritiere, hanno concluso che la donna non partecipasse al crimine. Non sarebbe stata a conoscenza, secondo le sue affermazioni, dell'omicidio commesso dal suo compagno, sebbene probabilmente abbia percepito i rumori derivanti dalla violenta disputa che sono stati udibili anche nei dintorni. Nell'immediato caos che seguì l'omicidio, Battaglia si abbandonò al panico e tentò di occultare il cadavere di Bergamin inserendolo in sacchi dell'immondizia e nascondendolo in un armadio. Ha cercato, invano, di coprire ogni traccia del delitto cospargendo profumo nella stanza e sigillando la porta per contenere l'odore della decomposizione. I giorni successivi all'omicidio videro Battaglia e la sua compagna restare nel teatro del crimine fino alla loro partenza per il Friuli Venezia Giulia il 28 febbraio. Battaglia trovò rifugio presso un amico a Monfalcone. Tuttavia, il 6 marzo, un giorno dopo il ritrovamento del corpo di Bergamin,
Le forze dell'ordine riuscirono a localizzarlo, arrestarlo e trasferirlo nel carcere di Padova. Qui, il giudice per le indagini preliminari Laura Alcaro convalidò l'arresto dopo l'interrogatorio di garanzia. Alessio Battaglia non è uno sconosciuto agli archivi della giustizia, avendo alle spalle una serie di precedenti penali oltre a recenti denunce per maltrattamenti. Un passato segnato da una vita ai margini, priva di stabilità, lavoro, e persino patente, accompagnata da episodi di abuso di sostanze stupefacenti. Quando infine le forze dell'ordine l'hanno rintracciato, è apparso incredibilmente impassibile, sfoggiando un comportamento stranamente distaccato, come se quelle drammatiche vicende non lo riguardassero affatto. Il caso di Franco Bernardo, un 62enne residente a Cerano d'Intelvi, ha subito una svolta cruciale in seguito alle pesanti conclusioni emerse dalla perizia medico-legale commissionata dal Tribunale di Sorocca. Queste indagini hanno rivelato particolari che sfidano e ribaltano la narrativa proposta in precedenza riguardo alla morte dell'uomo, avvenuta sospettosamente nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno 2023 a Sorocca. Le cause della morte. Secondo quanto riferito dagli esperti incaricati, la morte di Franco Bernardo è stata causata da un'asfissia meccanica. Essa è il risultato di una compressione esercitata sugli organi del collo attraverso un oggetto considerato allungato o largo. Questo implica che la soppressione non è avvenuta per circostanze accidentali. Al contrario, il processo porta l'accento su una manovra deliberata e adatta a indurre uno stato di soffocamento letale. Inoltre, il rapporto sottolinea un'assenza totale di segni tipici delle manovre di rianimazione, rafforzando la tesi che nessun tentativo di soccorso sia stato realmente messo in atto, confutando così la versione di una morte per negligenza presentata inizialmente. Conclusioni della perizia medico-legale. Il Tribunale moldavo, tramite gli esperti dell'Istituto di Medicina Legale, ha analizzato approfonditamente le ferite riportate da Franco Bernardo, evidenziando particolari cruciali come la frattura dell'osso ioide. Questa lesione è comunemente associata a morte per strangolamento o soffocamento, suggerendo una compressione esercitata del collo dal basso verso l'alto. Inoltre, la rottura dell'apparato legamentoso del corpo corno destro implica una pressione significativa e non accidentale. Queste nuove scoperte sono coerenti con le conclusioni del medico legale comasco Giovanni Scola, il quale, intervenendo su indicazione delle procure di Como e Roma, aveva identificato una costrizione violenta delle vie respiratorie superiori come causa mortale. Le prove fisiche e i dubbi sull'evento. Non trascurabile è il fatto che sulla Lacoste verde indossata da Bernardo la sera della sua morte sono state scoperte tracce ematiche appartenenti a una persona non consanguinea. Questo indizio getta ulteriori ombre sul ruolo di Svetlana Botosh, la 57enne di nazionalità moldava, ultima compagna di Bernardo e unica imputata per omicidio per negligenza. La parte civile, rappresentata dall'avvocato Edward Digore, supportato in Italia dall'avvocato Antonio Lamerucciola, spinge sul fatto che le investigazioni iniziali abbiano mostrato lacune decisive nel chiarire quanto effettivamente è accaduto. In particolare, i legittimi sospetti sono alimentati dalla circostanza in cui Bernardo fu trasportato all'ospedale, insieme a un presunto soccorso. Un furgone guidato dalla Botosh e dal figlio ha facilitato il trasporto del corpo ormai senza vita, sollevando preoccupanti domande sull'intento di tale azione, prossimi passi e implicazioni legali. Mentre questo drammatico caso continua a dipanarsi, con argomenti del tutto nuovi derivanti dall'analisi forense, il Tribunale si prepara ad analizzare formalmente la perizia nel corso della prossima udienza fissata per la fine del mese. L'obiettivo sarà stabilire definitivamente la veridicità delle conclusioni e avanzare nel processo, determinando il livello di responsabilità della Botosh e degli eventi verificatisi la sera della morte di Franco Bernardo. Questa udienza è cruciale per portare giustizia alla famiglia della vittima e fare chiarezza su una notte piena di segreti e incoerenze. Sapevate che in Pakistan anche amministrare gruppi social può essere pericoloso? La tragica epopea dell'incontro programmato per appianare divergenze che finisce in dramma.
Quello che poteva essere un tranquillo pomeriggio fatto di risate e forse, chissà, di un tè condiviso, si è trasformato in una scena da romanzo noir. Akfak, risentito per essere stato bruscamente espulso dalla chat di gruppo da Mushtaq Ahmed, decise che un confronto faccia a faccia fosse l'adeguata soluzione per risolvere ogni incomprensione elettronica. Con euforia da social network, i due si trovarono d'accordo per un incontro chiarificatore. Tuttavia, l'ignaro Ahmed non avrebbe mai immaginato che il suo desiderio di discussione civile avrebbe avuto un finale così brutale. Entrambi, evidentemente consapevoli delle tradizioni locali più dell'arbitro di un duello, portarono con sé il loro rispettivo fandom familiare. Pronti a testimoniare questa mostra di diplomazia degna del migliore dei summit. Ma invece di lasciare spazio alla pace, Akfak tirò fuori un'arma da fuoco, scegliendo il drammatico "ci vediamo all'altro lato della giustizia" come battuta finale del loro faticoso dialogo. L'intervento della polizia di Peshawar portò all'immediato arresto di Akfak, che ora si trova di fronte a un'accusa di omicidio, anch'essa servita con il peso dei codici d'onore del Khyber Pakhtunkhwa. Una regione così intensamente legata alle sue tradizioni tribali che sembra resistere persino alle migliori intenzioni di modernizzazione. In questo quadro, la scena rimane quella di una terra in bilico tra vecchi codici e nuove realtà, dove le conversazioni talvolta richiedono più di una semplice emoji di scuse per evitare il dramma. Akfak e Ahmed ne sono la prova più recente, aggiungendo un altro capitolo a una saga tutt'altro che conclusa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.